Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Lunedì e quindi buon inizio settimana a tutti, buon lunedì 21 di settembre. 21 di settembre, quindi ben arrivato a autunno. Un autunno bellissimo, una nuova stagione, si sono riaperte le scuole, siamo tutti pronti anche ad affrontare questo nuovo anno lavorativo, un nuovo anno accademico, pieno di forza, di energia, di entusiasmo per riscattare, recuperare, per cercare di affermare le nostre idee, i nostri sogni. Insomma, siamo pronti per questo nuovo anno e grazie come sempre ad ognuno di voi. Grazie 254.825 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora, siamo quasi arrivati ai 255.000. Siamo veramente tanto felici, stiamo aprendo questa nuova stagione con un piano lavorativo. I tre ideatori di Io Compro Siciliano, Francesco Caravello, Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, hanno già nel primo appuntamento di apertura del live hanno dato un po' il piano generale. Questo piano industriale, sì, questo piano industriale che coinvolge le aziende, che coinvolge tutti noi. Sapete ormai il nostro marketplace delle eccellenze siciliane, il Made in Sicily nel mondo, www.iocomprosiciliano.com. Visitatelo, acquistate i prodotti e diamo forza alle nostre aziende. Identità, qualità, provenienza, questi tre punti sempre fondamentali dei nostri progetti. Sapete, lo abbiamo già detto, giorno 9 di ottobre avremo la presentazione del progetto, del piano industriale, con tante novità, tanti progetti proprio da condividere con voi. Giorno 9 appunto la conferenza stampa, ci presenteremo alla stampa nazionale ma anche quella estera, per portare avanti la nostra identità. Settimana scorsa, oltre a Io Compro Siciliano Live, sapete, è ripartita anche la stagione di Francesco Caravello, il nostro mitico Francesco Caravello con aperitivo social, tutti i giorni alle 18, e sabato abbiamo anche avuto la prima puntata, quindi l'inizio di stagione, per la nostra meravigliosa Alessia Smile and Food, la nostra ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, con Io Compro Siciliano Chef, tutti i sabato alle 12 in diretta. Quindi seguite, tra l'altro ci saranno anche delle novità proprio su quello che è il palinsesto dei format a marchio Io Compro Siciliano, e vi diciamo anche iscrivetevi ai nostri canali YouTube, Instagram, dateci forza perché anche qui lavoreremo per portare avanti i progetti di ognuno di noi. Scriveteci naturalmente per comunicarci qualsiasi vostra idea, iniziativa, info@iocomprosiciliano.com, e se invece avete delle domande da fare per le rubriche del Chiedimi Pure, scriveteci anche qui una mail, chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, per poter fare al giovedì domande a Davide Morici per tutto quello che riguarda gli eventi, lo spettacolo, il territorio, il turismo, al venerdì invece con Giuseppe Giorgianni per tutto quello che riguarda l'internazionalizzazione, il digital innovation, ma anche, sapete, abbiamo iniziato con l'appuntamento del venerdì con Giuseppe Giorgianni a dare informazioni su
quelli che sono i bandi europei che possono aiutare le aziende e anche le start-up, quindi rimanete sempre collegati perché Io Compro Siciliano è realmente un punto di riferimento e questo vuole essere per tutti quanti voi. Un saluto a tutti gli amici che sono già collegati in diretta, abbiamo lì, la vediamo, ti stiamo vedendo, Ida Stagnetta, la nostra meravigliosa amica, grande sostenitrice di Io Compro Siciliano, lei è una siciliana che vive in Belgio, grande appunto forza di Io Compro Siciliano, e oggi invece, guardate un po', abbiamo una siciliana che vive in Belgio, che sostiene le nostre iniziative facendo proprio una grandissima comunicazione legata alle nostre eccellenze, che è Ida, e oggi abbiamo ospite invece una francese che ha scelto da 6 anni di diventare siciliana per scelta, sì, una vera e propria siciliana, perché porta avanti con la nostra stessa forza quella che è la comunicazione della nostra storia, dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze, e questo lo fa diventando punto di riferimento per i francesi e quindi essendo un po' un canale di trasmissione. Sì, la nostra ospite di oggi si chiama Céline Alcala, ma prima di chiamarla in diretta, avete mai sentito parlare di una parola? È una parola tedesca ed è Wanderlust. Wanderlust significa wander, camminare, lust, desiderio. In realtà questo Wanderlust è la voglia continua di viaggiare. Beh, Céline Alcala 6 anni fa, ma anche molto tempo prima, ha iniziato a viaggiare, sì, è arrivata in Sicilia e forse qui ci vuole ancora una volta la frase di Wolfgang von Goethe che diceva è in Sicilia la chiave di tutto. Noi ringraziamo in regia Paolo Gatto e a lui chiedo di introdurre la nostra ospite di oggi, Céline Alcala. Buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska. Benvenuta e bentrovata Céline, siamo veramente tanto felici di averti con noi. Sono io che sono felice, che vi ringrazio tanto per l'opportunità di poter trasmettere un po' di amore per questa bella isola. Avete visto quando vi dicevo? Allora Céline, tu hai una bellissima storia da raccontare. Noi diciamo sempre che Io Compro Siciliano è un racconto di storie di amore, di storie di emozioni, di storie di passioni. Beh, la tua è proprio una bella storia. Ho letto in questi giorni, e da qui vorrei iniziare, un messaggio che tu hai pubblicato sul tuo profilo social dove dici, beh, questo è il mio 6° anno di Sicilversario. Vogliamo partire da qui? Sì, infatti, cioè, come hai detto giustamente, ho girato un po' il mondo per 5 anni e devo dire che per caso mi sono trovata a passare qui in Sicilia, nella provincia di Ragusa, per una quindicina di giorni e poi ho continuato il mio giro per il mondo. Però per la prima volta in vita mia mi è mancato un posto, cioè, un ambiente, non saprei descriverlo perché non si può scrivere l'amore, diciamo. E quindi ho continuato per la mia strada per 2 anni, fin quando ho deciso di dire basta questa vita che non mi conveniva, basta rifiutare quello che avevo dentro, ho scelto di seguire il mio istinto e sono arrivata poi a Vittoria 6 anni fa, infatti, e devo dire che è stato difficile ovviamente poter integrarmi, capire la lingua perché non parlavo italiano a questa epoca e soprattutto Adesso capire... invece parli benissimo l'italiano, e non solo Grazie. l'italiano, ma anche il siciliano. Infatti, che bella Perfettamente lingua.
Avete un linguaggio fantastico che mi fa ridere, avete delle espressioni, una saggezza. Cioè, ci vorrebbe un libro per raccontare i siciliani, per raccontare la Sicilia. E quindi sì, ormai da 6 anni sono qua e ho iniziato facendo la guida turistica perché giustamente volevo imparare tutto quello che c'è da sapere, anche se è impossibile perché alla fine in Sicilia c'è la storia del mondo intero. E quindi poi ho aperto anche un ufficio turistico perché mi occupo di promozione del territorio e ad oggi collaboro con diverse riviste Però francesi. fermiamoci così diamo adesso piano piano un po' tutti i tasselli di Céline Alcala. Innanzitutto ci sono dei messaggi per te e quindi vogliamo assolutamente leggerli. Allora, c'è un messaggio di Ida Stagnetta che dice: benvenuta Céline. Stéphanie Moulet, anche lei Céline, ti saluta. E poi c'è Stefano Barnaba che dice anche lui grande Céline. Ci sono messaggi da parte di Bucchieri, di Salvo Bucchieri, che dice buongiorno da un siciliano in Francia. Ciao Salvo, grazie per questo messaggio. E dice ciao Céline, quindi ti saluta ancora Maria Lopinto, buongiorno a te, buona settimana. Bene, Céline, tu sei una grande esperta di marketing, lo stavi dicendo adesso, infatti adesso cominceremo anche ad aggiungere tasselli a quello che è il personaggio di Céline oggi ospite nel nostro live. Lei è una grande esperta di marketing perché lei per conoscere bene la Sicilia, così come stava adesso raccontando, inizia come guida turistica. Per conoscere la Sicilia in lungo e in largo e poterne interpretare non solo la bellezza artistica, ma anche i territori con i loro prodotti che raccontano poi il territorio stesso. E allora lei diventa un punto importante tra la Sicilia e la Francia, giusto Céline? Sì, giusto, non solo la Francia, poi tutti i paesi di lingua francese, diciamo, Canada, Belgio, Svizzera, sì, 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 e ovviamente cioè, per poter raccontare un territorio, come dici, è importante girarlo e per scoprire l'enogastronomia, perché c'è tanta storia nel food, scoprire poi il patrimonio, che comunque mi sembra che la Sicilia è uno dei territori in cui ci sono più patrimoni mondiali dell'UNESCO al mondo. È importante anche incontrare le persone, perché devo dire che anche se ho studiato, anche se ho girato, ho imparato molto di più dai siciliani stessi, dalle storie che ciascuno ha da raccontare, che di qualsiasi livello sociale, di qualsiasi posto. Ed è bello sentire tutta questa storia, cioè, i siciliani siete particolari, siete veramente particolari. Io vi voglio fare conoscere al mondo intero perché veramente, avendo girato un po' il mondo, è l'unico posto in cui ancora esiste le valori umane. Ed è questo che mi è piaciuto, perché avrei potuto scegliere qualsiasi posto nel mondo, parlo diverse lingue, quindi avrei potuto andare ovunque dove la vita è più facile, ma preferisco stare qua perché giustamente l'essenziale qua c'è, mentre in altri paesi non si trova più, la gente presa dagli impegni, che qua in Sicilia ci sarà sempre una tradizione, una festa, un evento che sia matrimonio, battesimi, sempre qualcuno che ti paga il caffè la mattina e io non me ne voglio andare di qua. Ma sai che cosa, Selina? Ormai non puoi più, perché ormai te l'ho detto, ormai sei Eh. diventata siciliana e quindi non puoi assolutamente più andare via. Senti, Selina, ci sono tutti, dal tuo racconto vengono fuori poi degli aspetti che poi sono gli aspetti comuni ai grandi viaggiatori del mondo, quale tu sei stata, tu hai viaggiato per veramente sin da ragazza, dai 20 anni in poi hai iniziato a viaggiare per il mondo. E c'è proprio quello che dicevi adesso, perché poi si arriva in Sicilia e c'è anche un po' un realizzare uno dei tanti punti che appartiene ai viaggiatori, quella Wunderlust di cui parlavo prima, no? Che è questa empatia che devi creare
con il tuo interlocutore, con il popolo che trovi quando vai a visitare un paese. E questo poi è quello che tu adesso ci stavi un po' trasmettendo. Senti, Céline, quando tu sei arrivata, e poi ci spostiamo a parlare anche sui tuoi progetti futuri, perché c'è il tuo blog, insomma, ci sono delle belle cose che vorremmo naturalmente condividere agli amici che ci stanno seguendo. Ma quando tu sei arrivata in Sicilia, ci sono state delle cose che ti hanno particolarmente stupito, fatto ridere magari rispetto al nostro atteggiamento? Non so, c'è stata qualcosa che diciamo dove sono capitata, non so, c'è stata un Sì, aneddoto? certamente, certamente. Intanto il panorama, soprattutto qua dove sono io in provincia di Ragusa. Perché questa provincia? Perché ancora è autentica. E poi facendo un giro su te stessa, vedi il mare, la foresta, il vulcano. Io sono un'appassionata di vulcanologia, quindi c'è tutto, c'è tutto. Cioè, io dico spesso, non serve girare il mondo, basta girare la Sicilia. Questa è la prima cosa. Poi la lingua che si sente il mondo anche nella lingua. Avete, come dicevo, delle espressioni. Una che mi ha particolarmente fatto ridere, ma ad uscire le lacrime, è chi non parla si chiama Cucuzza, che è bellissima. Non so se l'ho detto Comparsa bene. si chiama Cucuzza, E, testa comparsa si chiama sì, Cucuzza. e questa semplicità di essere, questa voglia di aiutare l'altro, semplicemente andare a fare la spesa, avere un pacco d'acqua da portare e vedere un uomo avvicinarsi e dirti aspetta che ti do la mano, ma è una cosa rarissima. I bambini che giocano per strada, Senti, troppe, Selina, troppe cose. ci sono tanti messaggi che stanno arrivando da te. Allora, Salvo Bucchieri ti dice, brava Celine, penso perché hai parlato in siciliano. Poi, sempre Salvo ti dice, Celine, ci sono le castagnole, diceva. Buone. Santo Doddis dice, Celine, è un piacere averti adottata in Sicilia. Sei una persona speciale, ti vogliamo tutti bene. Ancora Raffa Mariangela ti saluta, ti fa un cenno di bravura, grande Céline dice Concetta Bucchiere. Allora c'è un messaggio di Marie Fleur, io ti prego di leggerlo tu in francese, io purtroppo conosco Con soltanto il molto tedesco. piacere, anzi ne approfitto per salutare tutti i francesi. Bonjour à tous les Français. Donc je vais lire moi-même ce message qui est écrit en français. Quel parcours, beaucoup de courage, un amour de la Sicilia incondizionale, ma fille est une passionnée. Questo messaggio Katiuska dice che percorsa, ci vuole molto coraggio, un amore della Sicilia incondizionale. E aggiunge, mia figlia è un'appassionata, perché Marie Fleur è la mia mamma, Ah! dalla Francia. Ciao. Allora, io al solito mi commuovo, come devo fare? Ma non si sa. Ida ci dice, allora aspetta che metto gli occhiali perché non ci vedo. Allora, Céline, hai scelto un posto perfetto per depositare le tue valigie. E mi dirai, ma rimanere in Sicilia significa continuare a viaggiare, ed è vero quello che poi diceva Verissimo. poc'anzi Céline, no? Cioè, viaggiare in Sicilia significa scoprire tanto, basta girarsi su se stessi e trovi tutto quello che puoi immaginare, mari, monti. Senti, Selina, ci sono tanti progetti, allora io volevo concentrarmi adesso su quello che è il tuo ruolo. Tu, dicevo poc'anzi, sei un'esperta di marketing, cerchi di essere veramente una grande, no cerchi, sei una grande promotrice della Sicilia per la Francia, ma dicevi anche poi i francesi che vivono nel mondo, cerchi di promuovere quello che è l'accoglienza, la qualità dell'accoglienza e quindi il turismo, ma anche i prodotti stessi. E poi invece adesso mi piacerebbe che tu raccontassi ai nostri amici quelli che sono i tuoi progetti futuri per quello che riguarda blog, insomma, parliamone ai nostri amici.
Sì, allora, cioè, ormai mi occupo, quindi sono una collaboratrice, una consulente territoriale Sicilia, diciamo. Il fatto dei miei viaggi e dei miei diversi lavori che ho effettuati nel corso degli anni, ha fatto che sono una persona multitask, diciamo, e quindi vorrei cercare di mettere a disposizione sia dei siciliani che dei stranieri queste competenze per poter creare un legame perché ed è quello che mi piace con il mio compro siciliano, quello che state facendo veramente alla grande, è di essere giustamente un punto di riferimento per aiutare le persone che ricercano qualità, che ricercano autenticità, identità e ho pensato così di crearmi questo ruolo, diciamo. Collaboro intanto già con una rivista italiana, Tesoro Italia Magazine, e collaboro anche con delle riviste francesi, quindi posso occuparmi sia di marketing, di promozione di prodotti e promozione anche di sentimenti, perché ad oggi viviamo un'epoca in cui le emozioni sono messe più avanti di una volta ed è ciò che mi piace perché io sono un vulcano di emozione, penso che si è notato. Quindi scrivo per delle riviste francesi e così ho pensato di pubblicare un blog per permettere anche a qualsiasi persona di poter imparare un po' di più e soprattutto ai siciliani che vivono all'estero, perché ne conosco tanti e so che a loro manca la terra, manca la storia, manca l'ambiente, quest'area di cui ti parlavo. E con questo blog ho intenzione di trasmettere anche a loro un po' di Sicilia. Dovrebbe essere pubblicato fra una ventina di giorni, si chiamerà Selina in Sicilia, Selina in Sicilia semplicemente, e spero che porterà la Sicilia sempre più avanti e che aiuterà un massimo di persone a scoprire la bontà dei siciliani. E noi ti ringraziamo, Celine, ti ringraziamo perché è bello sentire le tue parole e attraverso queste veramente questo grande amore verso la nostra terra. Grazie. Ci sono dei messaggi che arrivano per te. Allora, innanzitutto Salvo Bucchieri continua a ridere perché penso che stia pensando al tuo dire siciliano e quindi continua. Allora, il faraone Palermo, invece, carissimo amico nostro, dice: bellissimo questo che sta dicendo Selin. La Sicilia e i siciliani sono impressi nella sua mente, si sente e si vede che è vera. Complimenti anche per come parla l'italiano. Allora dico semplicemente che è un'eccellenza siciliana. Brava. Grazie caro amico, grazie sempre. Ida dice: Selina, stupendo il tuo accento Tulsian. Perché ricordiamo agli amici che Selina Alcala è originaria di Tolosa. Abbiamo il faraone Palermo dice e poi è di Tolosa, quindi del sud come noi. È vero. Esatto, C'è anche il padre ancora è spagnolo, quindi il sud ce ecco, l'ho nel beh, sangue. quindi sei proprio una cittadina del mondo. Senti, c'è Luana, Luana Balcasimo, che ti dice brava Selina, ancora Salvo, la Sicilia, un bellico del mondo. Gaetano Rappa, buongiorno e saluta anche Gaetano. Io tra i ringraziamenti, oltre al nostro Paolo Gatto in regia, volevo anche ringraziare Marzia Monreale, che è la nostra caporedattrice, quindi un ringraziamento a Marzia e naturalmente a tutti i ragazzi dello staff e del team di Io Compro Siciliano. Senti Sì, Celine, scusami Catiusca, se mi permetti anche io vorrei ringraziare il vostro team perché sono veramente, cioè, uno può pensare vado a fare una diretta, come andrà, che cosa devo fare, avete veramente delle persone fantastiche che sono presenti, cioè, sono veramente professionali, grazie a voi tutti. grazie Celine. Senti Celine, trattiamo un ultimo argomento che per noi ha tanto importanza, perché parliamo spesso e che poi è stato anche uno degli elementi fondamentali, caratterizzanti, il vero elemento di svolta di Io Compro Siciliano è stata la rete. Questa voglia di mettere insieme
tutti per portare avanti insieme unici pensieri. E allora ti dico, per te proprio quello che è far rete, cosa è stato nella tua vita, cosa è, cosa rappresenta, cosa magari suggerisci anche a chi ci ascolta? Scusami, ma non ho capito chiaramente la tua domanda. La rete è La una rete. cosa fondamentale che è stata per Io Certo. Compro Siciliano un elemento di forza. Sì, 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 sì. Forse il vero grande progetto di Io Compro Esatto. Siciliano è stata la rete. Sì, 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 certamente, certamente, soprattutto qui in Sicilia. La rete è fondamentale, ma non solo cioè, oggi è diventato una parola giustamente di marketing, network, rete, cioè, ma a me piace vederlo in un altro modo, nel modo in cui siamo tutti cittadini del mondo, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti un cuore, abbiamo tutti un carattere, delle prove nella vita, degli ostacoli, dei problemi tutti. Però facendo rete, andando all'incontro degli altri, si può scoprire una parte di sé. È questo che mi piace nel fare rete, oltre conoscere delle persone, fare un scambio di affari, un scambio di informazione o di comunicazione. È uno scambio di identità che aiuta a sapere chi siamo noi. Ed è quello che si vede Io compro siciliano. Si vede che il siciliano si riscopre. Perché spesso quando racconto io come vedo il siciliano, come vedo la Sicilia, spesso mi dicono: ma tu sei più siciliana di noi. No, non è vero. Io quello che dico è quello che sento, quello che mi trasmettete voi, però voi non ne siete consapevoli. E fare rete, andare di più in più verso l'altro, vi permette e mi permette di imparare di più, scoprire e poi la strada si apre da sola. Cioè, io credo nell'universo, credo non nel destino che sembra un po', però credo che abbiamo tutti una ragione di essere su questa terra e penso che è solo andando all'incontro verso gli altri che si può seguire la strada giusta e spero, vi auguro veramente a tutti che troverete la strada giusta e che gli stranieri troveranno la strada della Sicilia. Hai Ovviamente. sbagliato un verbo, Celine. Non troverete, troveremo. Troveremo. Ok, questo ci piace. Senti, Celine, ci sono altri messaggi che arrivano. Luana Vulcassimo dice: gli mando un bacio, è una cognata stupenda. Ah sì, qui abbiamo praticamente la famiglia che sostiene Celine. C'è Ida che dice: Toulouse, Le Ville Rose, anche lei, una città di sapori, emozioni, è una città molto vivente. Sì, Quindi bei sì, messaggi anche concordo. da parte di Ida. C'è Dora Mirabello che ti saluta e c'è anche Alan Gallestein che saluta, bacio da Alan. C'è Gaetano Rappa che dice: la rete è fatta da persone lontane con un obiettivo, conoscersi e condividere. È vero, Gaetano, bisogna conoscere e condividere. Ida dice: sono d'accordissimo con te, Celine. Siamo tutti un pezzettino di una sola meteora. È vero. Salvo, il siciliano deve essere, Salvo Bucchieri dice: il siciliano deve riscoprire le sue bellezze e rimettere in valore, credere di più alla nostra Sicilia. È vero, noi dobbiamo assolutamente portare avanti. C'è ancora Allen Gallenstein che ti saluta, Alex. È vero, dobbiamo assolutamente portare avanti con forza la nostra storia, abbiamo veramente tanto da dare, tanto da raccontare. Celine, io volevo salutare tutti i francesi che ti seguono sempre con tanta forza, e quindi salutare tutti i tuoi ospiti che stanno seguendo la diretta, seguire Io Compro Siciliano, fatelo, iscrivetevi al nostro gruppo, mettete un mi piace sulla nostra pagina e soprattutto iscrivetevi sui nostri canali YouTube e Instagram,
continuiamo a lavorare insieme e camminare velocemente. Sì, Ancora Katiuska, scusami, ti fermo, ma infatti andate a seguire la pagina YouTube, perché il video che avete fatto veramente complimenti. Ne ho visto tanti dei video della Sicilia ed è vero che mostra la Sicilia, non è che sono brutte come video, però la vostra, i suoni che avete messi dentro e questa piccola particolarità che si trova solo in Sicilia. Andate a vedere il canale YouTube che è veramente meraviglioso. Grazie, grazie. Tra l'altro proprio le musiche del video, del nostro video istituzionale che manderemo fra poco, quindi rimanete ancora un secondino perché adesso faremo vedere anche il video istituzionale. Le musiche sono dei Tamuna, quindi del grande Giovanni Parrinello, che ringraziamo perché ha veramente musicalmente ridato e restituito le grandi emozioni della Sicilia, così come i ragazzi di Grafi Movie che hanno saputo anche loro dare grande forza a quello che Io compro siciliano, quello che è il messaggio di Io compro siciliano. Quindi grazie. Ancora tanti saluti da Antonella Conti Gallenti. Ciao, ciao cara amica, un bacio a te Antonella. Ancora Alan Gallestein Sicilia, mio prossimo viaggio, dice, noi ti aspettiamo Alan, vieni, vieni. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito. Volevo dirvi domani continueremo a parlare di grandi personaggi, avremo un'altra eccellenza siciliana, lui è Mauro Crimi, Sartoria Crimi, è una sartoria conosciuta in tutto il mondo e lui è siciliano, domani ospite nel nostro live. Questo pomeriggio alle 18 naturalmente aperitivo social con Francesco Caravello, non mancate. A questo punto dolcissima e carissima Selina. Noi dobbiamo chiudere, sì, hai visto, ti sei già avvicinata. Bene, e allora, gentilissima ospite, dovresti per favore ripetere con me. Io Io compro compro siciliano. siciliano. Ci piace? Io Grazie compro Selina per essere siciliano. stata con noi. Un grande Grazie a te, bacio. Katiuska, grazie mille. Grazie, Ciao a grazie. tutti. Paolo Gatto in regia, grazie e adesso video istituzionale. A domani, ciao!